Ciao a tutti, noi siamo i Pasta e Fasioi, io sono Nicolò, il cantante. Ciao, io sono Michele il batterista. Diego, chitarra. Michele, fisarmonica. Massimiliano, basso. Ecco, siamo noi, siamo qui, siamo venuti a raccontarvi un po' chi siamo e cosa abbiamo in pentola che sta in modo molto caldo andando a cottura, diciamo, no? E stanno già venendo a prendermi. Esatto. Come è nato il progetto? Beh, era nato perché io mi aveva morso il cane e non potevo più suonare il mio genere, il metal. E quindi ho chiesto a Nicolò cos'è che possiamo fare, che posso suonare con la mano sfasciata. E abbiamo iniziato a far country così per gioco, eravamo in montagna, ti ricordi Nicolò? Sì, Abbiamo scritto tutto il disco tipo in 2 giorni, esatto. fuori nevicava con la chitarra acustica e la scheda audio che ti hai riportato tu. Esatto. Così a caso. Così in mezzo a delle palle di neve e ferite devastanti da parte di un Rottweiler siamo riusciti a creare questo gruppo musicale che è rimasto parzialmente country, ma andiamo un pochino a rivisitare tutti i generi, facciamo un pochino un genere folle, tra virgolette, non c'è uno schema. Abbiamo pensato a un format che potesse far ridere la gente in un momento dove da ridere non c'è niente, dove la gente ha pensieri e ha poco spazio per sgomberare la mente e mettersi là e divertirsi. Purtroppo viviamo soprattutto quest'ultimo anno, ma è un periodo proprio storico che non è dei migliori, quindi sì. Avevamo pensato di creare questo format per divertirci noi in primis perché ci divertiamo a farlo e poi per far divertire la gente, e i concerti comunque la gente si diverte, Sì. È quello che noi cerchiamo di fare. Lanciamo un sorriso alle persone, però abbiamo anche qualche brano ogni tanto che è riflessivo. Per esempio Pora Venezia è una canzone molto triste, El Piave mormorò che abbiamo ripreso, è un altro brano che parla appunto dell'esondazione del Piave, ma abbiamo canzoni come Amor Universale che parla di 2 ragazzi gay, che però è comica, cioè noi tocchiamo magari l'argomento a volte delicato, ma sempre con un po' di sarcasmo, un po' di intelligenza, ecco. E che non si arrende mai. Io lo vedo in primis con i miei amici e i miei coetanei. Io sono abbastanza giovane, ho 21 anni. Ho amici leggermente più grandi, ma anche più piccoli, che per dire, quando gli faccio sentire le canzoni che facciamo con i Pasta e Fasioi, se non fosse in dialetto veneto, probabilmente una canzone country in inglese neanche l'ascolterebbero. L'immediatezza del testo scritto in dialetto avvicina anche persone che non ascoltano minimamente questo genere, e ce le si ascolta in macchina, ci si fa una risata ed è quello l'obiettivo anche un po'. Rende più goliardici anche argomenti più seri, tipo quello del Mose, delle inondazioni. Cioè, Guarda che è giusto Goliardici, hai detto sbagliato poi correggendoti con Goliardici. Secondo me anche cantare in dialetto, in realtà se tu fai un cerchio di 150-100 km intorno a noi stessi, in tutta quell'area il nostro modo di parlare in dialetto veneto arriva in modo diverso che una canzone sentita per radio in italiano, inglese o quant'altro, arriva in modo molto confidenziale. Se tu crei degli ingredienti adeguati, alla gente prende bene dopo riascoltare queste tematiche cantate con il dialetto storico dei nostri nonni e bisnonni. È un po' un modo di fare tradizione nella musica, ecco, lavorare con i Pasta e Fasioi. A noi piace, ci divertiamo perché non è sempre quello schema, quell'ingrediente. Veramente il nostro divertimento è proprio stimolare la fantasia. Il prossimo progetto stiamo finendo una canzone, una cover, che come al solito se abbiamo preso un pezzo originale e anche abbastanza famoso e abbiamo cambiato il testo e l'abbiamo riarrangiata a modo nostro. Volete dire voi che canzone è? È quella che fa papo peppo parapu papo papo parapi. Allora facciamo sia brani nostri, sia ogni tanto prendiamo qualche cover, ci cambiamo le parole, ci cambiamo la musica, mantenendo ovviamente il più
possibile la struttura originale, ma poi andiamo a metterci molto del nostro all'interno, diciamo. E questa canzone la volevamo far parlare del fatto che i musicisti stanno apprendendo tutti quanti lo strumento al chiodo e di conseguenza andremo tutti quanti in casa di riposo. Probabilmente lo faremo all'interno di una casa di riposo. Ciao a tutti, allora grazie, questa chiacchierata è terminata, i Pasta e Fasioi vi salutano, vi aspettiamo ai nostri concerti il prima possibile. Ricordate di seguirci su Instagram e su Facebook digitando Pasta e Fasioi, così potete vedere tutti i nostri video, potete ascoltarci e restate connessi perché presto uscirà una nostra nuova canzone. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Fiole